Eccoci insieme anche oggi. In questa puntata torniamo a parlare della Pedemontana veneta. Non lo facciamo però dalla parte del territorio, ma dalla parte dei cittadini. E ad aiutarci c'è Giorgio Destro, noto avvocato padovano, impegnato soprattutto in temi legati all'ambiente. È qua perché lui ha presentato a nome di 14 famiglie della frazione di Vallugana di Malo, ha notificato 14 citazioni, si dice così, sì. Sentite un po', per le notti passate insonni e i piccoli terremoti diurni, fatti di rumori e tremolii continui, succubi del viavai dei camion e delle esplosioni diurne e notturne per il vicino cantiere della Pedemontana dove si sta scavando una galleria. Questo lo leggo dall'articolo apparso sul Corriere della Sera lo scorso 16 febbraio, Corriere del Veneto per la precisione. Dopodiché si raccontano anche tutti i malesseri, la malvita che queste persone sono costrette a subire. Allora, entrando anche nel merito, la domanda è banale, ma il cittadino di fronte all'apertura di un cantiere vicino a casa, qua tra l'altro non è una villetta che potrebbe essere fortunata, ma è una comunità, che diritti ha? Cioè uno può venire a impiantare un cantiere e sparare mine, come sta succedendo da tempo. Sono i diritti che abbiamo tutti noi cittadini e che non possono essere calpestati dal fatto che si sta costruendo una strada. Tengo a precisare subito che i miei clienti sono 14 famiglie, chi composta da 2 e chi composta da 4 persone. Di per sé non è che sono contrari alla superstrada pedemontana, sono contrari al fatto che per realizzarla si svolga un'attività così che entra nelle case di tutti, perché la polvere, la cui consistenza è stata anche accertata avendo come componenti anche dei materiali estremamente pericolosi. Quello che viene chiamato smarino. Quello che viene chiamato smarino, che è considerato da buona parte degli esperti cancerogeno. Lo smarino viene respirato da queste persone. Io nel fare le 14 citazioni, quando ho deciso di suggerire ai clienti di iniziare questa, definiamola, avventura giudiziaria, l'ho fatto perché mi hanno portato dei certificati medici, delle perizie fatte da direttori di ospedale, da primari sempre di ospedali, quindi anche perizie che hanno la loro consistenza e importanza e soprattutto fondatezza. Questi miei clienti si sono trovati e si trovano tuttora, perché i lavori sono iniziati circa 2 anni fa, ma mica sono finiti, anzi non si sa quando finiranno. E quello crea ancora più panico, perché se si dicesse portate pazienza, fra un mese è tutto finito, uno aspetta e quindi porta pazienza, ma purtroppo non si sa neanche quando finiranno. E i disagi non sono costituiti solo dalla polvere, che è quella polvere che proviene dall'interno della galleria che stanno per costruire, ma sono anche costretti ad assorbirsi le vibrazioni delle mine che vengono fatte scoppiare dentro la galleria per proseguire nello scavo del monte. Si tratta di mine delle volte potenti, diciamo così, delle volte un po' meno. Sta di fatto che io, quando ero presente qualche volta nelle loro case per sentire e conoscere questi problemi, si sentono vibrare i vetri, si ha la sensazione di un mini terremoto. Se poi questo succede di notte, uno si sveglia e ha quei problemi intuibili a tutti noi. Ecco, ma quello che mi viene da chiedere, le citazioni hanno chiesto un rimborso danni per 1,5 milioni, però in qualche maniera, abusando di uno slogan, non è che la salute si possa monetizzare, voglio dire, le famiglie vincono la causa, e mo però se la sono rovinata la salute, questi hanno respirato per settimane se non mesi polvere. Hanno avuto un disagio enorme e la salute è stata solo per il momento e in quel periodo riferito compromessa dalla situazione. Il problema potrebbe sorgere se ne derivassero delle lesioni a carattere permanente. Per il momento respirare polvere non fa bene per nessuno. Non fa bene a nessuno. In molti sono stati riscontrati delle allergie, sono stati riscontrati dei problemi anche di esofago da parte dell'otorinolaringoiatra.
che se terminasse oggi l'esposizione alle polveri rientrerebbe come fosse un raffreddore forte come raffreddore, però rientrerebbe. Il problema è che se oltretutto continuano potrebbero insorgere delle lesioni a carattere permanente, certo. Il danno sarebbe ben maggiore. Poi il 1,5 milioni che può dire Madonna così tanto, no, perché è la somma di ogni singolo familiare nell'ambito delle 14 famiglie. Io ho chiesto una media che oscilla dai 30 ai 50 mila euro a persona. Io torno però a fare la domanda di prima. Sì. So che non è ovviamente il compito dell'avvocato, che invece deve fare il suo mestiere, ma 1,5 milioni, 3 milioni, 10 milioni, ma la salute. Cioè nel momento in cui si determina un itinerario, la realizzazione di una grande opera, bisogna comunque, come si usa dire, mettere in sicurezza le persone che abitano. Certo. Ripeto, fosse una villetta, vabbè, la si sposta. Beh, anche fosse una villetta sola. No, intendo dire, ma magari una famiglia si trova la soluzione, la si sposta, cioè ma un villaggio, cioè una frazione. È una roba un po' più complicata, bisognerebbe rispettarlo, anche certo, la singola famiglia. C'è da dire che è stata emessa un'ordinanza dal sindaco, che c'è da dire in più che le mine scoppiavano anche di notte. Il sindaco, dopo una mia diffida, ha emesso un'ordinanza con la quale vietava lo scoppio di mine durante la notte. Sua diffida, per dire ad un sindaco, ma una persona deve marcare il capocantiere, forse non è il caso di sparare di notte. Sì, ma è il sindaco che competenti a emettere provvedimenti certo. Vietano o non vietano. Il sindaco ha accolto la nostra diffida, ha emesso l'ordinanza, va anche detto che la Pedemontana ha fatto ricorso al TAR contro questa ordinanza. L'ha perso, ma questo per dire quanto insistono nelle loro posizioni, mi riferisco alle dirigenze della Pedemontana. Ecco, ma non c'è una legge, un regolamento, una norma che dica che insomma, se uno deve sparare delle mine le spari di giorno, perché soprattutto se c'è un centro certo, abitato vicino. Erano riusciti in un primo tempo a ottenere una deroga a questa norma che appunto impedisce e vieta lo scoppio di mine di notte. Deroga che è stata però poi richiamata dallo stesso ente che in un primo tempo l'aveva emessa, vale a dire il sindaco. Quindi il sindaco di più non poteva fare se non appunto revocare ed emettere un'ordinanza certo. negativa. Ma per quanto riguarda le polveri vi è una seconda ordinanza sempre scaturita a seguito non solo della mia diffida al sindaco ma anche delle continue lamentele quotidiane. Anche stamattina ho dovuto chiamare i vigili urbani per dire qua sta polvere crea problemi e soprattutto non viene osservata una disposizione del sindaco emessa con un'ordinanza che dice quando caricate i camion, quando sollevate la polvere, usate degli idranti di acqua che in qualche modo l'acqua può contenere il disagio. Se si vedesse anche la disponibilità ad osservare questa ordinanza saremmo anche diciamo più tranquilli, ma la realtà è che i vigili ogni volta che vanno su nostra richiesta constatano che non viene osservata l'ordinanza, fanno una multa di 50 euro perché quella è la normativa, non è che la fanno alta o la fanno bassa per loro scelta, la normativa dice quando vi è un'ordinanza e viene disattesa la sanzione amministrativa sono 50 euro. Ma è chiaro che la Pedemontana con operazioni da miliardi di 50 euro quotidiani rappresentano quello che pagano un operaio o due forse. Sì, tra l'altro, non l'abbiamo citato, la controparte delle 14 famiglie, quindi dell'avvocato Destro, il consorzio Stabile SIS, Società sì, Consortile per Azioni. Che è la Pedemontana perché è un po' complicato. La SIS è quella che ha ottenuto la concessione da parte della Regione di curare, chiamiamola come regia, tutti i lavori, mentre la Pedemontana è una società collegata alla SIS che in appalto ha avuto l'incarico di eseguire questi lavori. In questo 1,5 milioni che voi chiedete, sono ricompresi i danni di carattere legati alla salute e alla vita quotidiana, ma i danni che possono subire gli edifici? Quello lo si vedrà quando avranno finito di sparare le mine. Io ho già fatto fare degli accertamenti da parte di un tecnico, di un architetto, che ha preso visione dello stato attuale degli immobili, li ha fotografati, li ha documentati, ha fatto quello che doveva fare sotto un profilo tecnico. Quando avranno finito vedremo cosa succede, perché già più di qualche casa
ha dei crepi e vedremo se sono riferibili alle continue vibrazioni causate dalle mine o se perché la casa è vecchia, dico così in termini molto pratici, diciamo. Alla fine dei lavori sì, ma anche se la casa è vecchia magari stava in piedi e non cadeva, esatto, però lo faremo alla fine dei lavori, adesso è prematuro fare questo tipo di iniziative. Per sapere, ma a queste famiglie è stata offerta un'alternativa? Sì, è stata un'alternativa che noi abbiamo definito ridicola e la espongo. L'alternativa era e l'hanno formalizzata la Pedemontana, la SIS, cioè scrivendo una raccomandata a tutte le famiglie limitrofe nell'arco di 100-150 metri, offrendo due possibilità, ammettendo che sarebbero iniziati i disagi per questo tipo di lavori e offrivano di cambiare gli infissi della casa. Questo aspetto l'abbiamo definito ridicolo, perché la polvere comunque c'è nell'aria, non c'è mica solo dentro casa, c'è anche dentro casa purtroppo, ma soprattutto è fuori, quindi gli infissi per la polvere non avrebbero risolto il problema. Per le vibrazioni derivanti dagli scoppi delle mine, nemmeno, per il semplice fatto che quando vibra per terra non è che sia la finestra che ferma le vibrazioni. Prima offerta, seconda offerta di trasferirsi in un altro posto, il che è stato giudicato impossibile perché un trasferimento che poi non si poteva sapere quanto sarebbe durato, presupponeva nella zona, stiamo parlando, non siamo nel centro di una città dove c'è un appartamento qua e uno a 50 metri più là. Uscire da là vuol dire uscire dal loro contesto di vita ambientale con tutti quei problemi di lavoro, di spostamento, di ragazzi che vanno a scuola. Era improponibile. Oltretutto c'era anche il problema di costi perché avevano offerto di pagare l'affitto di un'altra casa, ma era impossibile pensare di poter reperire nel mercato degli alloggi, degli affitti, chi ti ospita non si sa per quanto e non si sa poi anche per quali importi, perché non è che hanno detto ti do un budget, cercati un'alternativa. A questo si aggiungono le spese di trasloco, i disagi ambientali, la durata. Noi l'abbiamo definita ridicola perché non era quella la strada da seguire. Sta di fatto però che con questa raccomandata hanno ammesso, non ci voleva molto peraltro, hanno ammesso che i disagi ci sarebbero stati e anche molto invasivi nella vita quotidiana di tutti. Come rovinare la vita di una tranquilla comunità collinare, quale quella di Vallugana. Che è molto bella. Vallugana, Comune di Malo, provincia di Vicenza, grazie all'avvocato Giorgio Destro che patrocina le 14 famiglie che hanno notificato, per le quali sono state notificate le citazioni per danni per 1,5 milioni. Vicenza. Grazie mille, buon lavoro, alla prossima.